Direi che sta bene, era molto contento, era commosso ed era, devo dire, ecco lì attorniato dai figli, quindi è stata una grande soddisfazione anche per noi. Nel professor Zanus e in tutta l'equipe della chirurgia 2 c'è la consapevolezza di aver ridato una speranza di vita ad un giovane padre di famiglia che oggi, a 2 settimane dall'eccezionale intervento eseguito all'ospedale Cafonciolo di Treviso, sta bene ed è tornato a guardare ad un futuro che sembrava assai incerto. Alla prima valutazione, infatti, il paziente quarantenne presentava un quadro clinico non operabile. Un tumore del colon retto aveva portato alla formazione di numerosissime metastasi che avevano invaso il fegato nella sua totalità. Una volta individuate, grazie alla diagnostica radiologica, tutte le formazioni metastatiche, si è fatto un ulteriore tentativo. Qui entra in campo l'oncologia. L'oncologia, l'equipe del dottor Favaretto ha fatto un lavoro meraviglioso perché ha praticamente trasformato il quadro clinico. Hanno ridotto numero e dimensioni delle metastasi al fegato e hanno ottenuto una risposta pressoché completa sul colon. Questo ci ha consentito di ricondurre il paziente da una situazione di non operabilità a una situazione invece di potenziale chirurgia. Il paziente a quel punto è stato sottoposto ad un intervento molto complesso. La malattia interessava sostanzialmente più del 70%, 75% per la precisione del fegato. Ne restava quindi una porzione molto limitata. Grazie alla tecnologia all'avanguardia è stato possibile rimuovere le 11 metastasi. Risparmiando porzioni di fegato in maniera tale da assicurare al malato una quota minimale, indubbiamente 25%, che però è compatibile con la vita. La gestione anestesiologica intraoperatoria ha permesso al paziente di superare l'intervento senza necessità di rianimazione e dopo 6 giorni è stato dimesso, merito anche della sua grande forza di volontà. Ha detto: io voglio tornare a casa a vedere i miei figli. E prima, già la sera stessa, era lì un po' traballante che voleva mettersi in piedi, il giorno dopo era in piedi. Radiologia, oncologia, anestesia, chirurgia, un lavoro d'equipe che ha coinvolto medici e infermieri in questo importante successo. Umanità e professionalità assieme alla tecnologia di livello e alla ricerca universitaria, credo che siano le connotazioni di questo ospedale. Una vicenda dal risvolto umano che ha coinvolto tutto il personale medico e infermieristico. Sembrava tutto perso all'inizio, ma non ci volevamo credere, abbiamo detto, proprio anche sentendo i racconti, anche il racconto della moglie in lacrime, che è stata veramente commovente anche lei, e questo ci ha dato la spinta, abbiamo detto proviamo, siamo riusciti a portare a compimento, ecco, un qualcosa, era un po' un sogno, ecco, se mi permette, ecco, all'inizio da come si presentava il paziente, chance ce n'erano molto poche.